Eder, Mac, Pallister. Sono andato via con la macchina. Da qualche anno, mi ha detto da qualche anno, io sono rimasto pietrificato di questo. Io l'ho chiamato e mi ha detto ma come mai con Lily? Ma sì, perché Lily viene a sistemarmi la casa ogni martedì. Da qualche anno, mi ha detto da qualche anno. Io sono rimasto pietrificato. Io sono rimasto pietrificato di questo. Uscito in bicicletta intorno alle 7:40. Con la macchina. Sono andato via con la macchina. Io ho una bicicletta giù in questo magazzino. Ho preso la bicicletta. Lui ha detto che è uscito di casa alle 8, che si sono salutati dalla finestra e che è tornato a casa 10, 10 e mezza, è tornato a casa 10, 10 e mezza, è tornato a casa 10, 10 e mezza. Questa persona nasconde qualcosa e a un certo punto quando è venuta a casa, quando è venuta a casa, quando quel giorno è uscita di casa che doveva incontrarsi con questa persona, è uscita di casa molto probabilmente sconvolta. La casa di Via Verrocchio la mattina del 14 dicembre era la casa più affollata d'Italia. Sebastiano, secondo la versione di Silvia, torna a casa. Liliana, secondo un lapsus di Sebastiano, torna a casa e poi ci sono i vicini con le chiavi che si intrufolano. Al di là del fatto che uscendo con 5 borse di spazzatura è normale che uno si possa scordare una luce accesa, c'è da dire che con tutto quel traffico e via vai che c'era in quella casa quella mattina è abbastanza normale che qualcuno possa anche aver lasciato la luce accesa. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.